fatto una cosa molto curiosa che mi ha colpito. Sono andata a fare la spesa. Bello. Sono stata un po' di tempo e ho fatto, devo dire la verità, amicizia con le donne che lavoravano Con le commesse, no? E sempre molto gentili, vedevo non soltanto con me ma con tutti. certo. E nella mia testa ho detto, mamma mia, no? Che lavoro, no? Hanno questa gentilezza e stanno qui ore e ore, no? E che devi dire certo, certo, non mi assecondi, mi dici sì Vanessa, anche a me è successo questo, tu certo, certo, devi dire e basta. Certo, certo. Uè, e se dobbiamo parlare delle commesse, stiamo a parlare! Parliamo! Allora, amici miei, noi ci dobbiamo mettere la mano sul cuore per le povere commesse dei negozi che devono subire spesso le nostre indecisioni e ambiguità, soprattutto quando noi clienti mettiamo il negozio sotto sopra e non compriamo niente. E poiché ci viene il senso di colpa, l'unica soluzione per poter uscire indenni è inventare una bugia che più o meno possa giustificare questo compromesso. Le scuse che noi diciamo alle commesse sono sempre le stesse. La prima: scusate, volevo capire verso che ora chiudete. Ma te cadono fuori. Ti devi comprare una maglia o mi devi dare un passaggio a casa? La seconda: beh, casomai ci vediamo al ritorno. Sì, ma al ritorno da dove? Se vai a Dubai ti devi aspettare qua, e mannaggia io. E poi la più grande menzogna che si possa dire. Scusate, chiede a mio marito fuori. A mio marito. Noi uomini non abbiamo mai deciso niente! E poi se un uomo decideva, secondo te, stava fuori che aspettava, stava là! E allora io dico, le commesse sono delle attrici perché spesso devono fingere che le cose che indossano i clienti stiano bene. Mia mamma per il vestito da indossare stette nel negozio 6 ore, si provò di tutto, la commessa non ce la faceva più. Ogni cosa la commessa la guardava e mia mamma diceva, signor, vi sta benissimo. Signor, vi sta benissimo, signor, vi sta benissimo. Alla fine è uscito dal camerino, mia mamma inciampò nella tenda. Quando si alzò con la tenda addosso disse alla commessa, questo mi sta troppo bene, signor. Mia mamma disse, e allora lo prendo. Disse alla commessa, bene, per le misure domani mattina passa il cavezziere a casa sua, state tranquilli. Ma il più bello è stato un signore che ha chiesto alla commessa, mi scusi, quel cappotto in vetrina, ci sta un cartellino vicino che sta scritto 350000. È il prezzo? No, è il numero di telefono del manichino. Se lo chiamate durante la pausa pranzo, magari quello ve lo presta pure. E allora, amici miei, molti negozi però purtroppo si sono dovuti arrendere alla crisi. In Italia hanno chiuso pure 15 Disney Store. La vendita sarà solo online. E allora non è vero che le storie hanno tutte quante il lieto fine. Ora le favole, secondo me, le dovrebbero riscrivere. Cenerentola non perde più la scarpetta, ma perde il lavoro. I 7 nani non cantano andiamo a lavorare, ma andiamo a scioperare. E la mela avvelenata non l'ha mangiata solo Biancaneve, ma 230 dipendenti. Ora capisco perché si dice c'era una volta il lavoro. Ha già parlato. Ha già parlato. Ha già parlato. E ha già parlato. Grazie. Ha già parlato e ha già parlato. Grazie veramente. Grazie a tutti.